l'audace colpo dei soliti ignoti, stanotte è stato sventato in extremis. Fra le 2 e le 3, dell'esplosivo è stato introdotto nel servizio postamat dell'ufficio postale di Sant'Anna, lungo la strada Romea, ma i malviventi sono scappati prima che arrivasse la volante della Polizia di Stato, lasciando l'esplosivo dove era stato collocato. Ancora non è chiaro se l'intervento degli agenti sia stato frutto di una segnalazione. Ci sono volute alcune ore prima che il nucleo degli artificieri, convocato in loco, riuscisse a liberare la zona dall'esplosivo e a metterla in sicurezza. Le indagini ora si concentrano sull'identità dei ladri, che hanno fallito il colpo pur mettendo al momento in salvo la propria libertà di agire. Anche a Chioggia stamane si sono tenute le celebrazioni per la giornata della Repubblica, nel 72esimo anniversario della sua proclamazione, dopo l'esito referendario che l'ha versata la monarchia dei Savoia. Il ritrovo fissato alle 10:45 in piazzetta Vigo ha dato il via al corteo con le autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche. Dopo l'alzabandiera allo stendardo di piazza 20 settembre, il discorso del sindaco Ferro a monito dei valori repubblicani ha preceduto la deposizione di una corona d'alloro al monumento che ricorda i caduti. La cerimonia è stata accompagnata dalla banda musicale cittadina. Fino al 30 giugno è possibile visitare alla Biblioteca Sabadino una copia della Costituzione del 1948, arrivata a Chioggia per essere esposta nel Palazzo Municipale affinché i cittadini la potessero conoscere. Domani dalle ore 13 dalla rada di Piazzetta Vigo salperanno le barche tradizionali con vele al terzo impegnate nella regata Chioggia-Venezia, uno spettacolo di luci e colori che si ripete in laguna con gli equipaggi da tutto l'Alto Adriatico che stanno arrivando in centro storico. Dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 giugno, le imbarcazioni saranno attraccate a Vigo, lungo i canali e alla darsena alle saline. La manifestazione è organizzata dall'associazione Vela al Terzo e trova connubio nella giornata internazionale denominata Vela Day. Chioggia è pronta ad accogliere i circa 200 ciclisti che domani mattina transiteranno da Adria lungo il tracciato della ciclovia Vento, diretti al Lido di Venezia per la 6ª edizione del Vento Bici Tour, partito da Torino. Si tratta di una manifestazione non competitiva nata da un progetto del Politecnico di Milano e supportata a livello operativo da Vitor, che organizza trasferte ciclistiche anche notturne su lunghi percorsi. L'arrivo in città è previsto per mezzogiorno, con sosta per il pranzo a Sottomarina a cura della cooperativa Titoli Minori, poi di nuovo in marcia attraverso l'anello ciclabile dell'Usenzo e l'imbarco per Pellestrina. Chioggia ancora una volta capitale della pallavolo giovanile veneta. Dopo le Chinteriadi con le selezioni provinciali Under 14 e Under 15, sabato 2 e domenica 3 giugno al Palasport di Borgo San Giovanni e alla palestra della scuola Caccin in Viale Tirreno Sottomarina avranno luogo le finali regionali dei campionati di pallavolo AICS, sempre per le categorie Under 14, Under 16, Open femminile e misto. Amici carissimi, buongiorno e buon sabato. Dunque insistentemente qualcuno comincia a chiederci come sarà il tempo domani, che naturalmente è domenica. Dunque vi posso tranquillamente tranquillizzare che anche domani domenica sarà una giornata, direi, quasi perfettamente estiva.
Sarà proprio dalla serata nottata di domenica su lunedì che il tempo comincerà a cambiare nuovamente, però dalla parte nord-ovest dell'Appennino e dal Tirreno, e poi lunedì ce l'avremo addosso nel pomeriggio sera. Quindi sostanzialmente possiamo tranquillizzare tutti gli operatori economici e commerciali che sarà un perfetto weekend estivo. Qualche velatura potrebbe starci nella mattinata, primo pomeriggio, ma veramente cosa di gran poco conto, e marginalmente verrà toccata la pianura interna e in prossimità dei rilievi alpini per qualche temporale veramente fugace di passaggio. Quindi si tratta di un inizio di giugno veramente molto stabile, soleggiato e naturalmente anche caldo. Le temperature saranno tra i 20 e i 21 di notte e tra i 27 e i 29 durante il giorno. Ovviamente avremo delle brezze un pochino più cospicue, come è stato ieri, da ovest a nord-ovest, naturalmente, che manterranno comunque una sensazione di caldo non propriamente molto umido, grazie a Dio, comunque è un caldo piuttosto deciso. Si tratta di una parentesi stabile dovuta appunto a un promontorio anticiclonico che si è fatto strada nuovamente, ma che naturalmente non ha la forza per continuare ad esserlo anche nei giorni a seguire, come già avevamo accennato nelle puntate precedenti. Quello che vi posso dire è che da lunedì in poi si apre una nuova settimana dedicata all'instabilità e alla variabilità. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che la stabilità non ci sarà ancora. Nei giorni a seguire, tra il 6 e il 7, ci sarà questo braccio di ferro tra anticiclone subsahariano molto più potente di questo, che tenterà di farsi strada per approssimarsi naturalmente all'Europa centrocontinentale. Staremo a vedere come va. Nel frattempo godiamoci questo bel weekend, abbronzatevi e venite a Chioggia. Ciao a tutti!